Saluto a tutti e benvenuti a questa puntata nuova de Visiones entregata ad Andreas Benson. Andreas Benson è un danese, strangio, che arrendi onori a sa terra nostra e grazie a sopra sua che oggi conosceu come vuti sa Sardegna negli anni 50 e negli anni 60. Uno studio entregato a Irlauneddas massimamente, ma vinase a trasprendas de sa tradizioni popolari. Pochi stionai de Andreas Benson e scumbidau a Dante Olianas, est un professore, est uno studioso de Andreas Benson e a Benson, in pissu de sopra de Benson, ha fatto uno studio de importo. Beneniu Dante. Grazie di avermi convidato. Est arrivata sora de torrà fuori di questo uomini, di questo picciocco, potete ormai meglio su chi a sa Sardegna ha di istrinau un'opera in porto. Sì, opera manna e sa vita pure, c'è da questo lavoro poi è molto giovanile, è molto a 35 anni, e quindi tutto quello che voglio lavorare sopra un prezzo possibile va in maniera di raccogliere un plus di scelta di questa situazione culturale sarda. E questo su chi nasce sa vita, su chi nasce amici, si proprio a lavorare come un macco. E Benson fu venuto su 53, la prima volta in Sardegna con due registratori e una telecamera, ma bieus in questo servizio e chi ne vudi Andreas Benson e ha fatto questa terra nostra. Andreas Fridolin Weiss Benson arriva in Sardegna in su 1953. Tenidi 17 anni e comincia a accostiare e sculturare le minorias. Girando in irbidar nostas, ascurta da vostra prima volta su sono ammaiatori der Launeddas. Comprendi di indirettura a Casa Sardegna alloga da un'azienda musicale che non tiene da simbiglius. Du spantanta, i sonor de ganna, i canzoni a curva e muttetus, i cantus a tenore e gocius. Si firma da in Martis, in domu e Nicola Micaleggiu, nascere in questo anno s'ammori de Andreas Benson a vostra terra nostra. Andata a visitare Nuragis e Domur de Janas, acciocca da manovrena isprendar de sa tradizioni. Non perdi nulla, o li disciri tutto de sa storia e de sa cultura sarda. Quando torna in Danimarca, narra da sa mamma, in Sardegna ha pagato su fondamento de sa vita mia. S'idea sua è scussa de studiare sa musica e tradizioni popolari. Torna da in Sardegna con un registratore e una cinepresa per firmare su tempus. Grazie a questo lavoro, durato una quindicina di anni, oggi potevo intendere i sonatas del maestro Mannor del sonor de Ganna, Effis Meli e Antoni Lara, Aurelio Porco e Dionisi Burranca, Pascale Rio e Felicino Vili. Questo studio diventa da una tesi e laurea pubblicata in Danimarca in su 69. Andreas Benson morì di cancer in Copenaghen su 20 e su mesi e idas del su 1971. Tenidi 35 anni. Lassa dai sardus e a tutti gli amantiosos delle tradizioni popolari un'azienda che non dava gaddinari. Non c'è un lavoro regionale o nazionale che agguali di gusto fatto de Benson, descritto su critico cinematografico Gianni Olla. Commente su serio vosa limba sarda con Wagner, è un altro strangio che storta pure a estrinare un'opera de importo a sa Sardegna. Su materiali, potem pur meda, avarra da guau in archivius de su museo e su folklore Copenaghen. In 71, dedutore da pogai a piglio Dante Olianas, studioso de musica popolare. In 98, su socioculturali si scandula, decidi di avere un film corso e entrega savaina sul regista sassaresu Fiore Serra. Bessiu in su 98 su documentario Vinci di su premio su cinema scientifico a su Festival de San Maremma. In rispassadas, a posto di una vaina durata una buona pariga di anni, Bessiu traduso in italiano fino a su libro de Benson. E parise questo libro, 2.3 discus puro con i sonatas del maestro Mannus del Launeddas. Un'azienda manna istrinata a tutto sardo su chi tenenti sa Sardegna in Sugoro. Dante, manca da alcuna cosa o ornau tutto? Beh, un po' di tutte cose, di questo che vi io è giustissimo. Mancano tutte cose che devono ancora essere, a serio, commenti cooperato su perché
De dinai pensate di pubblicare tutto, cioè di vai 20-30 dischi su dei materiali che la so benzone, sia sonatas a fisarmonica, chitarra, cantus a tenore, contus de conto de vorredda, cioè di scrittus, articulus, fotografie, materiali antropologici che non è ancora besi a pillo, e questo c'è il tempo. E ornau in sa scheda, Benson tenia da sa Sardigna in Sugoro, quando per la prima volta è venuto e ha visto che le volenti sprendere questa tradizione, tornando a domo a nasa mamma, in Sardegna ha pagato su fondamento della vita mia. Benson fu di strangio, ma è scommenti che fessi di sardo, potete ornai. Sì, quando ho presentato sul libro in Castello, in Palazzo Vicerreggio, e due stati Uliano Lucas, che è un giornalista famoso, che ha fatto una bella analisi. No, Benson fu una persona che fu fuori dal schema politico, fu un battitore libero, no, isso. E quindi isso non tenia da manco un riferimento politico preciso. Sul riferimento su fu di una battaglia di civiltà. Isso si rende conto, per in Sardegna, che i sardo, quanto poveri, attaccato a terra, teniamo un'azienda musicale, poetica, mera, manna, popolo ci povero. E però, su stesso tempo, sapevo come negli anni 50 questa cosa fosse disperdendo sia. E tanto su che ha fatto è desintendi sardo, che ha agattato la famiglia in Sardegna, ha agattato amicizia, ha agattato gente che le più bene, e quindi ha traballato va in maniera, poi che isso di competenza per lo vai, ha traballato in maniera che tutta questa cosa fosse da parlare. Andò a litra che è scritta a Burranca, nel 1959, in italiano si è scritta, no, sono appena tornato con il tesoro che ho preso da voi in Sardegna. E poi Zighenus all'italiano deve ricordarsi che queste cose devono restare come documento perenne e che quello che oggi è normale farà meravigliare le nuove generazioni. È uno studio scientifico su chi spanta da leggere in moi esca Benson su 53, fu di uno piccioccheddo, ha cominciato questo studio in pisso dell'Auneddas seguendo tutto su che fu da in giro di questo strumento che viene da una storia millenaria. Cominciando dai suonatori che fabbricanta l'Auneddas, potete capire in questo orrogo del suo film l'Auneddas, la musica dei sardi, commenti Antoni Lara, suonatori in mano de Bidda e Uzzu, fabbricata l'Auneddas cosa sua. Dante, servendo in questa bella ripresa, Antoni Lara che si va da solo l'Auneddas, uno trabaglio di ogni suonatore di questo strumento antico vai a Sasola. E sta ancora lì o è scambiata anche una cosa? Sì, prossimamente stai mai cicciati da Rio suonatori che sono chiamati bravos e che praticamente formano questi strumenti esatto puro. Certo che la sociologia dell'Auneddas è diversa, i suonatori dell'Auneddas hanno di chirurgi, hanno impiegati pubblici, hanno gente professionista che non tenti su tempo di andare a cercare canna e di spragi fette a suonare. E quindi mancai gusto si riferenti a suonatori che sono costruttori puri e si vanno a suonare gusto. E Benson, quando è venuto in Sardegna, ha donato groba a questa cosa pure, non si è preoccupato di ponere in registratori i sonatas dei suonatori hermanos, ma ha di girare con sa cinepresa fino a tutte le cose che furono in giro di questa tradizione in manna. Ma e chi ne vudi Andreas Benson? Tu ed io non devo sconnotto che sei più giovane, chi invece è attento a fortuna di conoscere Andreas Benson. Ma noi in erdis passadas è usato uno dei amici di Andreas Benson che ha aiutato me fino a
portai innanti questo studio. Aristide Murru, Deusu Atobiau, in Sao Musua de Voggio de Pini. Bieus. La prima volta che era con tu deve in 62. Ecco, e io già hai fatto un pochetto di questo traballo. E quando venivo, poi di traballare tranquillamente, dato che deve per andare alle scuole, e gli invitava dopo. E quindi, vivendo in domo, come quando tornavo a scuola, teniva tutto su dentro a disposizione. E poi leggi, questionari, di intendete che via da isso che si va a Deo e ci deve traballare. E naturalmente sicuramente fu l'ospite mio, mi vede in domo, e prandiamo in pari, ceniamo in pari, bessiamo a passare in pari, e fa sempre questionando di queste cose. Poi una cosa che mi ha un po' meravigliato, non dia mai vita una cosa di Andreas fu concentrato in questa idea di conoscere la Sardegna, di spiegare tutti i segreti di questa musica, di questa poesia, di questa tradizione. No? Non poteva un'altra idea ancora. L'idea sua fu di comprendere questa società di sarda, specialmente mi rendida con la UNED, come si esprimia con la UNED, con sa poesia. E noi quindi, tutto il tempo che passiamo un pari, lo dedichiamo a questa cosa. Lo dedichiamo a questa cosa, poi non gli interessa l'altro. Calencununada, Andreas Benson è nato in Danimarca per sbaglio. Poi sta Poi è sicuro. Andreas Benson, vero e proprio, non è Andreas danese. Andreas Benson è nato in Capras. Sa dire che intende, sono rimoto e la UNEDES. Sa dire che ha fatto questa scrovetta, che danno il tutto. Tornando da Musua, no, ho trovato lo scopo della mia vita. E sa dire che nasce Andreas. Tutto ciò che hai fatto prima non conta per nulla. Poi te isso, vivi in Sardegna, poi conosci, per approfondire i suoi studi, tornava in Danimarca e stetti altro luogo proprio, ad esempio, ha passato un anno, non mi ricordo che anno vesi proprio, 6 mesi a Roma, quindi tra Sardegna, Roma, altro luogo, Danimarca, però, le Sardegna, che ha scoperto la UNEDES, Andreas, non avvio se no per questo fatto. E quindi è nasciuto in Sardegna, è nasciuto in Sardegna, Sapodinai, è vero. Dante, annau Aristide, Andreas è nasciuto in Sardegna, questo strangio, questo picciocco di istrinau un'opera in porto, ma non subo tempur meda deusu scarescio, e poi ti è scapitato questo. Questo è un problema manno. Sul fatto che la Sardegna per la scarescia a Benzone è che quando io ho acabato su traballo, su 69, e in su 70, e in su 80 pure, questo traballo non è interessante a nemmeno in Sardegna. Dopo anno si andava un giro, partendo adesso 78-79, proponendo editori sardi su chi orienta a pubblicare questo traballo a Benzone. E la gente, la UNED, come te ne hai, ma ormai ne si è vestito di questa rotta e si usa andando a un luogo per civile, la UNED si va a tornare a Goa. Ed è voi mi era spantato e quindi praticamente mi sono posto sul problema di come ti va a pubblicare quest'opera. E siccome è un'opera complessa e manna e poi diventa tutta registrazione pure, un'opera costosa, e poi anno si andava in avanti, si può avere un amico mi ha consigliato, voi non fai associazione in maniera di precontare o sovvenzioni, a regioni, poi vai a questo traballo. E poi altri 15 anni io andavo avendo questa domanda ogni anno a regione e non mi danno mai finanziata. O che hanno passato in 2012 e succede che antidecidio e manti finanziato sul traballo dell'opera. In pratica sul traballo del Benzone è difficile comprendere che uno non entra sul mondo della Sardegna, cioè ma veramente si entra un sugoro della musica, della gente e della mentalità di sarda.
E oggi, dopo tornare in Sardegna a comprendio e testistettio su trabalho de Benson in anni 50 e in anni 60 e finalmente da Torrau sonori di Menescidi. Ora nos fermiamo per una varica minuti a pubblicità e nos torniamo a sapere del fatto che vistionai ancora di Andreas Benson. Tante queste ripresas di Andreas Benson fatte secondo una cinepresa negli anni 50 e negli anni 60, tu interas torradas pogai a piglio in anni 80. Das agattadas in Copenaghen, ripresas che po annos e annos funt avarradas attaccadas in iscalasciors universitari. Come t'has fatto? Tu fusci che andatro, non fusci che questa ripresa. Ma succede una cosa, sa vide su Rabelle Benzone è tutta una serie di coincidenze, no? Nantas, amico puro. E comunque, da quando mi hanno invitato all'archivio di Danimarca, sul Dipartimento del suo folklore, mi hanno invitato ad andare a vedere questo lavoro che è la Sao Benzone, poi tenerante non c'è nemmeno che si indocca, perché non ci interessa che ognuno sul campo nostro, che due anche in Sardegna sia contento che si indocca. E questo lavoro del suo filmato, del suo quale non si scia nulla, non esiste una scheda, deve essere appillo in un momento che devo scurtendo a Luigi Bordi de Gravasa, Scaniglio de Barannomini, quando fu feno Savarra, poi tagà e che quando io ha filmato i suonatori della Uneda, sa gamma dei suoni della Uneda copri tutto su schema dessa. E invece sul suono del suo gioirio, sul suono della femmina che canta, dall'assa da spazio, che intende questo suono puro, ed è intendo il suono di cinepresa, che si intende in suo film puro, che due esti. Il suono di cinepresa, mi ha detto da manna, però noi c'è la cinepresa, anche Craba, sono su 62, cinepresa, non è che si gira senti. E tanto su Avetti, devo disegnare la che c'è qualcosa di filmato, io su 1999, tenavo che è ben preciso, effettivamente. Mi si scheda Benzone si annota fino a quanto bene può fare su suonatori, come te su Vogo, come te su Omo, annota tutto. E però, per fortuna, due schede ha pubblicato che gestionava questa registrazione, dove è scritto che questa registrazione fu stata filmata, e tanto sapevano no, ci fu, gusta e sa prova come Tissu ha filmato. E tanto su pure mi stava spantato e mi ha dato la possibilità di vorrogai in mezzo all'archivio della cineteca che dentro su che è un locale enorme, breve di film del Burundi, del Nepal, di ogni parte sul mondo. E grazie a questa aiuta di questo amico che fu lavorando lì, Deole Sonberg, che oggi è un grande produttore cinematografico, io sono due prodotto a Benzone questa cosa. E ho scritto questa cascetta dell'Iauna, anche lui ha 20 pellicole di 2 minuti e mezzo su una. E naturalmente voi immaginate, Deo che non ha potuto sorti di conoscere a Zianto Illara, quando avessi vivo, quando si andava pure, quando fu ancora più di conoscere, a me dire a Zianto Illara, in Samoviola, driorendo con voi, se stete, mi tremianta a scambasa, e tant'è che ha pure contato s'aggiuto dei sudecchi, che dopo non hanno pica due samma che devo dimmo a due guastai. E quindi deve essere Zianto Illara che dopo conosciuto, deve essere un altro che non conosceva. Situazioni in Sardegna che non conosceva, per esempio su Garraboisi, non comprendiano i vessi, diceva Luigi Bordi Scaniglio, poi comprendo questa scheda noi vudi. Ma dopo sulla situazione e soprattutto non comprendia il strumento che si suonando isso. Per cui mi si è aiutato con Zio Aurelio Brocco, che mi ha donato esatto amico di Gravasa, e mattina Augusta e sa motocarrozzella, sa motocarrozzella di questa processione in Gravasa, e sa moto de sciacco, quindi non tanto Gravasa, no? E quindi io tornavo sulla scheda di ognuno, di ogni persona che usava sul film. E in questo filmato di Andreas Benson esibite una Sardegna che non c'è spruso, esibiti occasioni di festa e di descanso in erdomus dei suonatori. Di Bieus Parisi, una con una canzone a curva accompagnata da Ziantoni Lara.
senza vita con tu, mi voluta sai. Mi voluta sai, e come tu per tu, come se tu, e tu carichezza, ti stimo e ti amo, un vero rispetto, dove mi dare tu, sei contentezza, sa tua bellezza, tu giri che luna, e volemo qualcuna della tua sai. Uno documento che non paga da dinari, parisi a Ziantoni Lara, due vudi zio Salvatore Seu, su cantatori, un uomo de Bidepuzzo che è morto a 107 anni. È morto 2 anni fa a 107 anni e è su nonno in pratica Deu Viciocchetto che è diventato Giancarlo Seu, che è suonatore della Launedese di Visarmonica, Bidepuzzese, per fortuna. Tanto alla sua azienda... come la sa con qualcosa in domo. Tante ho sguardato con Aristide Murro de Benson studioso. In moi, in questa intervista che tu e tutto has fatto a zio Dionisi Burranca e a Maria Erriu, sorri de Pascali Erriu, Sabovidda de Pascali Erriu, un altro suonatore in mano de Launedas, intendeusu e chi ne fu di Benson, ma Benson visto da un'altra parte, non come studioso ma come uomo, intendeusu. Ecco, veniamo a conoscere a me, che questo ecco allievo di Francesco Giusanna. E io ascoltavo suonare e registrava. Portavo il registratore a tomba a manovella. Però buono, io sono portato a traballo a diventare sei a intro a donna. E comunque e registrava la sonata sulla notte e poi mi spiegava e non mancava. Fu dei puntuali? E dopo si cercava una dombo la ricerca Obrocai, la dombo delle fede Lecca e andai in Ideo, su registrato 2 anni, ma ricordo che intende un male e poi croccavo malato e poi croccavo in un letto normale, letti normali. Però ho pianificato una piega che era 2 metri e sul letto fu uno regolare. È narrata in Melise, ma è bello, penso, pare Gesù Cristo. È un bello picciocco. Tu non la conosci, no? No. Bello picciocco pieno. Proprio biondo. Ma ci ha fatto fare lavoro però in Castello, ci sono 6 mesi. E noi siamo mettati in vera grande. Una volta abbiamo andato con Pasqualino a Orto Ceso e poi a San Lurico si caricanna. Ma bene, insomma, lì ad Antendi a Pasqualino si unendi con Tarinanta di Orto Ceso. Con Burranca. Con Burranca. E di mancata di Silvio Orazio. Si era stramancava qualcosa di eso, si tornava a Castello. Via veniva a domo e mi hanno signora, io ho bisogno di un fiorassio. E ho detto, ma io non li conosco io, me li faccio vedere. E di là di scioperare, e di là di scioperare. E tornavo a partire in mia. Quando
fia tornato a sparire ora dopo e i sorghi tornano a Castello. Da però non era a sparire, da mandavo tu a Benzon, poi no. Però ho portato uno strumento su Orazio. Andavo io, però è su tu. E veniva in nuovo tu vigare. No, si può stare a ridere. Una cosa de Benzon. Andreas Benson annau zia Maria e Riu in Sardigna patiu vamminivuru. Sa passione per la uneddas e per tradizioni sardas vudaici in manna che Benson po gusto fu di disposto a tutto. E staici? Fu di ostinao, come non t'ambida. E cioè, io su contata, quando veniva a noi su 57, de ricidi sui nai del borsa di studio, chi non resta ribau. E a un certo punto si è staccato, non tenia manco di nai, poi si comprava se acqua, non tenia nulla, era spacciato tutto sui nai. E questa cosa, dopo ligio mediario su questo, mi zaccattava, voi mi dantinavo su un formatore puro, e si è sprazzinata sa oggi, in mezzo a tutti i amici che tenia, e ognuno via da gara, quando ubicato musua, dove vai cenai, dove vai brandi, eccetera. E scrive che a me da volta, per esempio, mi succede in Bidevuzzi con zia Aurelio e zia Antoillara, che io accabai cenai in nome di zia Aurelio, zia Antoillara da doppia danzaia, due volte da musua, marolla cenai, perché fu sicuro che si è fatto complimento perché fu una persona meglio educata, quindi sicuramente questo. Zia Maria è il Rio pure, tu sei no che da via a dia mensa sa macchina in supporto noi in Castello, da via triste, friggi, usezzi, una macchina nella gusto da infame, ne ha piccato e ci ha portato comunque a pai. E i sardos a Tandu, a Benson danti RCU, commente è un amico, una orta che Benson si faia da conoscere intrada in tutto il domus. E Benson sa Sardegna da di girata su capo e Basciu e su capo e Susu, dus conoscia da Dotter Dusu e conoscia da massimamente Irbidas, Ania, Irlauneddas, Forinti in Susanguni e Sagenti. Bieusu in quest'altro orrogo su film che su Sociu si scandula a di pubblicau su 98 una vesta in Ierzu, in Ogliasta, sa vesta de Santugiago con i suonatori della Unedda che accompagnano questa processione. E in quest'altro dretto del suo film Dante Orbido a zia Aurelio Porcu, un altro dei suonatori hermanos de Launeddas, Aurelio Porcu che oggi è su suonatori più anziano, 89 anni. 89, su Bronzetto, dice Riaso, gli amici, su Bronzetto e Launeddas. Zia Aurelio Porcu che alloga da s'azienda manna dei suonatori del suo tempo passato, zia Aurelio che ha lasciato a rastas, a vinas in questo tempo moderno, ma e tolinai oi a suonai irlauneddas e cantu gonti da ancora questa tradizione in Sardegna, vuoi dausu a posto dessa pubblicità.
Tante questo film che Bosatro è intregato a Fiori Serra da Paricciai ha una giù un anno ai suonatori della Uneddas. E la Uneddas in anni 80 fuori rischiando di sparessiti. Oggi potete ormai che questo strumento si da andare innanti e sospetto il buon uso dei provvenitori. Ma chi tu pensa che in su 1977, 78, 80 i suonatori giovani, frente pochissimo, ci fu di Franco Mellisi, Orlando Magia, Cesare Cartanuoro, Peppe Guga, messo dei giovani, frente a 4-5 scetti. Oggi secondo me mi contavo su 200-250 scienziati che con competenza o con prospettiva competenza si funti a costa della Unedda si funti suonando. C'è una cosa che c'è una spinta a manna e sul repertorio classico grazie alla registrazione del Benzon e salvo. Grazie a Vinase s'opera e a sugli antivattu zia Aurelio Porco e i moi Luigi Laichi funti sigendo a mandare innanzi questa tradizione e de sa scuola de zio Aurelio de Luigi Lai di essenti Vinase suonatore bonus. Sì, sì, ma ormai c'è piccioccheddo su chi antivigao sa tradizione, dante imparata, e conosce tutto sul repertorio dei Siscasa, cioè dei sonata completa della Uneddas, e tento a competenza e a maestria chi arregò da me da FMI pure. Torrosu a questionare di Andreas Benson e Bieusu in quest'altro tretto dell'intervista fatta a Aristide Murru e commenti trabagliata Benson. Cali vudi sa preoccupazione per un manna con questo studioso danese, intendeus? Sa gente esce di una claritonda, no? Sospettanta che sa musica che io vi conosci, le canzoni che vi registrai, fessi di un trucco, che avessi mandato dessa polizia, può scoprire certe cose, può conoscere sa gente, può entrare in mezzo a questa gente. Commenti a me, Minaranta, qualcuno mi dà ma dove? Non so se non è che io sta a sci cosa, commenti se vivendo, no, sono noi, chi ci intenti stasse, e voi vive commenti se io sono noi, manca in agosto, non è che ci devo vedere te, questo è Enrico, no? E penso, questo vato ci vai a rubare, questa muraglia che ci può essere tra una persona e l'altra, lo tenia del dono, insomma, lo tenia del dono. E poi, questa gente diventa proprio aperta, disponibile, e sa fu contenta di donare sui sciriante, insomma. E in questa cosa però non è che vessi di una cosa dici distintiva, fu una cosa pensata pure. In due littera mi narra, ed un'altra è una lettera che era scritta a me e era scritta al professor Cirese. Bisogna donare attenzione, poi non guastare gli informatori. Poi, specialmente di interessante, non le cose che uno uscì da poi imparare, le cose imparate, da descritto un sardo questo due fuetti. Non voglio le cose imparate, voglio questa improvvisazione, questa espressione libera, spontanea, dell'anima poetica sarda, insomma. E insomma, bisogna donare attenzione a non guastare questi informatori. Poi sono formatori, quindi una certa esperienza li ha fatta subito, sono formatori che si intende che diano tanta importanza, non è pruso naturale. Non tocca a guastare i informatori, è una verità di manna questa che narrata Benson e che Aristide Murru ha arrecodato. La preoccupazione di Benson fu di varie siri su chi tenia da in coro agenti e non volia da cose imparate. Sì, questo fu fondamentale. È un problema in genere di chi fa ricerca a livello antropologico, perché chi comincia a tenere un rapporto sbagliato con i agenti accaba che se tu succubi di un informatore che magari non è un usante
Penso in questo senso vudi meda particolare perché stravolge il principio antropologico, cioè i suoi informatori tenevano un rapporto d'anni che gli permetteva di ottenere tutte le informazioni e in più i suoi informatori erano scambiati in operatori culturali funzionali alla ricerca. Ti faccio un esempio. Questo che vulnerando Aristide Tottu, ma che non devo di mezzo Burranca, isso di Burranca ha già formato con mente ricercatori, sempre però mantenendo sul rapporto per quanto riguarda il Launeddas, mantenendo un rapporto che fosse sincero e aperto. Con sia Michela Coloro, questa femmina de nulle, accanto a essa andava vivi, quando si trasferì a nulle, quando ha cominciato a fare il suo ballo a nulle, sia Michela che vuole tessere già e tirare innanzi alla famiglia con il suo ballo cosa sua, e Benson è stato reso a diventare di essa una persona che sceglie da usare su Nagra, che è uno dei registratori più difficili da imparare, e è andata a fare interviste, a fare annotazioni, a fare schede sotto conto di Benson. Ed è una scheda da Pagatà, una scheda del 65, e narrata. Queste registrazioni sono fatte da Michela Coloro mentre io e Ruth Savubidda eravamo al mare alla Caletta. Cioè, tu immaginate quindi sul livello che ha portato la gente, perché ha un coraggio, come ti ha fatto Aristide Puro, Aristide Generale, ma tu ci arrennesci a dove vai, non ti fai iddu, è il suo problema a mano dei sardus che non tengono il suo coraggio di fare cose. Su chi narrava su Guido Maria Giacobbe, Uffe Ardar, che fu amico del Benzone Suburo, uno dei più grandi poeti dei Nia. E se ne muova, si sbaglia. Da noi abbiamo questo grande problema, questa dimoria di sbagliare facendo cose. Si sbaglia, però si impara da sbagliando pure, e poi si andata innanzi. Ma finché quando non c'è nessuno a essere di gusto, una specie di tristezza, di dimoria, di cose che si bloccano, poi agattavo su cosa fatta teatro, ma questo diceva vai pure, e stato identificato. Questo ponaiga Benson donava coraggio a sa gente a riuscire a convincere fino a che ne furono pago pensamentoso a si ponere a lavorare. Tocca da noi un'altra cosa pure di Benson, che su aerei boddiu, tutto questo che fu in giro delle tradizioni, non sa permettere di allogare cose che ne so per Benson in moi antessi riperdias. Sono andate della Uneddas e ormai questo è uno studio che si può dire nai finito. Ma due punti fino alle registrazioni dei scantadas. Poi vi sparisi, devo sfuggare prima quando fusi questionando di come ha fatto a tornare a piglio questo documento filmaus. Una cantata di zia Luigina Poddi, una cantata... Muttetto desce da zai. Muttetto desce da zai di zia Luigina Poddi, Bieus.
In questa ripresa Dante esibidi fino a essa vita di ogni dì in sa Sardegna de tanto, seuso a s'acabada degli anni 50, in primus anni 60, questo non si fa di Naiga Benson, non fu di vetti uno studioso di musica, ma fu di finasi uno ricercatore etnografico. Ma in fondo fu di un antropologo. Cioè, questa specializzazione sua è sempre di bruso antropologica. Pocanto, essendo che tenia le competenze acquisite in famiglia come musicista, poi ha imparato pure si è studiato questa notazione, ha scritto 76 sonate della UNEDA, non è una cosa facile. Questo è da ricordare, perché Nemus dopo Benson, ma neanche prima, ha fatto traballo di Aice sopra perché lei sia strumento musicale, non sardo, ma italiano pure. E infatti sì, Benson si paragona a Bella Bartok, con questo traballo della musica popolare. Ma questa cosa sua fu a comprendere me, da menti vivia sargenti, poi ciccai da Dorrai, come nasce il professore Sun Nicolaisen, poi ciccai da Dorrai a suo gruppo possibile, a origine della vita, della comunità e della cultura. Questa fu questa cosa che gli ha fatto, che gli ha donato un sito per questo studio in antropologia. E infatti se dopo chi sa la Saula UNEDA, quando complicanze burocratiche della politica regionale, nara disso, o l'itra che era scritto a Cilese, noi abbiamo fatto questo traballo su questa poesia improvvisata, e su si che tau, in due passione beccia sua, che fu questa questa ricerca antropologica, cercare di comprendere perché dopo questa stirria dei sardos, e quindi sul mondo dei bandidos dell'epoca, è andata a nulle, e noi in nulle, lui ha un ambiente completamente diverso del suo campidano, diverso per una serie di cose culturali, economiche, eccetera, però questo mondo di interesse a me e è entrato talmente bene in mezzo di questo mondo che lui ha gente che sa venire di precontare con i pastori di nulle che prima di fare una cooperazione precontando consiglio a isso mancai bollitra quando fu in Danimarca. Ed è questo lavoro fatto in nulla che ancora non è stato pubblicato, fu dato a poster della pubblicità in ultima parte di questa trasmissione e uso a fu dato fino all'ultimo lavoro fatto su socio si scandola di due guias a su lavoro che ha permesso di tradurre in italiano s'opera in inglese in piso della UNEDAS di Andreas Benson, sa tesi di laurea, poteva ormai di Andreas Benson, del suo lavoro fatto 15 anni in Sardegna, che poi è in tutte le librerie e è a disposizione dei amanti osus delle tradizioni popolari, a posto di questa pubblicità. Un lavoro durato 15 anni su questo di Benson, che in su 69 diventa una tesi di laurea. Fu pubblicato in inglese, fu sternendo prima di non si firmare questa pubblicità, e in poi è stato tradotto in italiano. Un'opera che su socio si scandola ha pubblicato Occanno, con l'aggiunto dell'assessorato regionale della cultura, un lavoro che si può agattare in tutte le librerie. E chi non agatta nelle librerie del suo continente, commenti di Spotify? Ormai ne uso a internet, uno cerca da launedas.it.net.org, poi a internet commenti comprai sul libro a Sestero, domandauso a calesisi a logo. Se mandano da ogni parte del suo mondo, accanto fontenius ad uscire, si lo contrassegno e lo mandauso. Stiamo vedendo in questa ripresa sa presentata di quest'opera, un'opera in 2 volumi, un'opera in sagali dove fino a 3 discos con 76 registrazioni fatte da Andreas Benson. Sì, dato che si offendo questa trasmissione in sardo, è giusto ricordare pure che sul libro esiste prima questa versione sarda, adesso versione italiana, quindi è pronta questa versione sarda pure, quando sul momento che erano scesi a cattare di Naide ha pubblicato un sardo pure. Questo libro poteva ormai allogata, cosa che è questa tradizione manna della UNEDAS, Benson poteva ormai andare di udotto, non desfui nulla. No, non la so, su cui narrava Giuseppe Urru, giustamente. De fatto non intendevo a Giuseppe Urru. Io ho girato, quando si sia da stampa accanto a lui, la UNEDAS ha girato tutto, cioè piegava il spitico puro.
E questa cosa è che non fate applicare la un'edda senza musica, i suonatori, la costruzione e tutto, ma applicare tutto sul mondo che resta fuori a fuori. Cioè, tutto sconto dei canto illaro, dei altri suonatori, di leggende, questo conto dei grandi suonatori con tutto l'usura delle magie e tutto. Questo da apposta poteva fare parte del suo mondo della un'edda. Cioè, a me mi capita che ancora una volta di presentare quest'opera in Naruga, chi toccando vero, la Sardegna ci si sprofondata e si spacciava tutto, con suo traballo, sul libro, delle trascrizioni e delle registrazioni, ha reso a tornare a costruire tutta questa tradizione della moneta. In questo trabalho da donare un aggiunto umano, Giuseppe Orrughi è uno suonatore, ma uno studioso di musica che ha di chiediu la parte musicale di questo trabalho e a Giuseppe è un domandato ma quanto può servire quest'opera per far conoscere Erlauneddas ai più giovani? Intendeus e nos ha risposto. Costiai sagenti, da costiai sicuramente, ad affai scoverri eventualmente altre persone, ma ai giovani sono pepari, ma non vaga a tutti. Sonatori che non si conosciano, sonata che non si conosciano. Su studio di Launeddas è accabato. Oggi in dia io adesso ho fatto anche un'altra cosa, io ti vendo e come te mandai in questa cosa. Su studio di Launeddas io sono da dire tutti gli aspetti che in questo momento furono importanti. E da dire che noi magari non adesso manco considerato. Su chi si manca, ma che posso su di più di studio antropologico, poi adesso si intende di queste altre cose pure, quindi è interessata di altri fattori. Accabau su studio in piso di Erlauneddas a varra da un'altra vaina manna Dante, scusa in piso su trabalho fatto de Benzon in Nule, in saida dei pastori, un trabalho antropologico che ha toccato a chiedere, a mandare innanti per dover riconoscere a tutti gli altri. Beh sì, questo è un trabalho... proprio che se questione di Aristide ti faccio un scoop, no? Il suo trabalho antropologico del Nule dove usurra de cose, usurra de informazioni, de scene, da conto de vorrei, dove tutto, dato dei pastori de saida, fida, morti, luttus e tutto, e ne manco i scienti cosa sono sull'università di Copenaghen, che devono sapere causa, sapere causa e sapere questionare, scienza e te che Benzon tenessi in conca con questo trabalho de Nule, poi ad ognuno donava un rogo de Nule, però non uscire su chi via satro. Isus è morto, tra l'altro c'è una uscita del morire de cancro, non c'è che fu morendo, non si dantinato. Sei morto a 35 anni, poi? Sei morto a 35 anni, praticamente desunque anno, durava pochino, però desunque anno, io sono uscito del morire. E beh, io mi andavo a contare, questo muro che avevo a dire, Sileno, su Poeto de Castello, si fu fermare, no, devi scrivere questo. Ed ha fatto scrivere, Aristide mi ha fatto legge, tutto spuntus, e questa è la scrovetta, che non hai idea del valore di questa cosa di Aristide, tutto spuntus delle cose che io fai in nulla. E questo è sagrare, puoi entrare a intro del materiale del nulla che va di migliaia di pagine di consultare. E di questa parte della vita di Benzon non si può da Aristide Murru in l'ultimo diretto dell'intervista che Deus fatto in erdis passata, se intendeus. Io era convinto diverse persone a contare questa vita in solo. Come sa merita sa donna che vive da me in nulla. E ha descritto la sua vita sua, l'ha descritto in suo dialetto del nulla. Questo scritto, i gonta proprio come legando più ciò che deve dire, tutta la sua vita sua. E Dante traduce in italiano. Mi pare che la tradusse Maria Giacobbe. Maria Giacobbe ha descritto una presentazione puro e non è stato ancora pubblicato. Non usciva più detto pubblicare, però non è l'unica persona che Andreas ha convinto a scrivere la vita sua. Viene scrivi come ti sei cresciuto come noi. Ma quasi tante cose che si parli di che non tenti nessuna importanza. Scrivi tutto. Poi
le cose che non si valgono importanti in noi, questo di andare a dirigere burranca pure. No. Parli di cose di nuda, però non ha da passare tempo su meta, 10, 20, 30, 50 anni, diventeranno una testimonianza storica importantissima. Non sono cose che si devono lasciare perdere queste. Ecco, questa altra cosa è importante. Voi chi uno nata, avevo detto che che sia, insomma, come ti potessi un pastore, un messaggio, una casalinga di Asanaio o indino, come ti potessi, una massaia, Samera Sadomo, anche Bivira, di nada. Questa vita grisa è passata. Chi vi vale di una vita poverita, miserabile, insomma, senza di nessuna cosa manna, senza di nessun ideale, facendo scositelle di ogni dì, sciacquendo sa roba, stirendo, facendo, mondendo, sa dome, eccetera. Ma dei commenti, non è sta cosa che interessa, è dei commenti da fatto, dei commenti da pensare. Ecco, questa diventa una storia. Questa storia che nessuno si è mai raccontato, non so se siete abituati a questa storia, dai, commenti la battaglia di, la sconfitta di, la conquista di. No, questa storia dei uomini è un'altra cosa. Questa storia dei uomini è un'altra cosa, hanno Aristide Murru, e Aristide Murru è un uomo sapio, scidi, che è s'importo dell'opera di Benson. Dante Seusu è ribausa s'accabata di questa puntata entregata a Andreas Benson, de voglio usare però questa puntata questionando de su ballo sardu e de ripresa fatta de Andreas Benson in una brasa de Biddevuzzu, ania su suonatori Estizi Antoni Lara e su andatori Aurelio Moro. Ma questa cosa dei Nai è questa. Il ripresa fu fatta con questa cinepresa che durava massimo 17 secondi di carica e quindi questa ripresa fu tutto sprazzinata e se Aurelio però che tutto quando si è fatto sapere peccato, questo ci va dai bene ma noi è passato da un passo a satiro se Aurelio non si rendeva conto che questo fu spezzoni e comunque non si era necessario da montare questa roba di suo filmato. Fiorenza no ma mettiamo la musica sotto, lo facciamo andare, però no Fiorenza, guardate, prima la sua produzione. E difatti Eusu, pigao dotto su materiale del Roma, se venusa Castella, siamo viola dell'umanitaria, e ni a rogo di via Birezia Aurelio, fetti una sezione, fetti un attacco di questa cinepresa, e sono questo è passo d'uso, questo è passo d'rese, questo è curricuro, questo è sciantita. Dopodiché ho piegato una sonata del Santo Ilare, questo Viorassio, e in base a questa corrispondenza, e questo è interessante, se Aurelio è l'unica persona che scippa questa corrispondenza, e nemmeno dati registrati, nemmeno da filmare, nemmeno dati intervistati bene. E grazie a Aurelio ho montato questo filmato di 3 minuti e 20 secondi in noi, nessun suonatore si è staccato che ha avuto brasso, cioè è questa cosa fatta a tavolino. Un documento che ho in Urubaga Dinari, un documento unico in Sardegna che oggi è in azienda del dottor Isardoso. Dante, se è ribausa s'accabata di questa puntata, volisi nai ancora qualcuna cosa che ho lasciato a Goa? No, io voglio troppo tempo, andava bene questo lavoro che ha fatto solo del Benson, penso che la famiglia sua pure sia riconoscente come tutto sardo, antesi contento di avere dentro la possibilità di dire queste cose, di intendere, dell'importanza che deve questa cultura sarda fuori da Sardegna pure. Noi torniamo grazie a Dante Olianas, che ci ha accompagnato in questa puntata e vi ricordiamo che Visiones torna da Cenarva Ghieni del Noiora de Merì e in replica su mercoledì a mezzanotte manco quarto. In buon'ora.
E sta ancora aici o è scambiata anche una cosa? Sì, prossimamente stai mai cicciati da Rio perché sono dori che sono da bravos e che praticamente formano questi strumenti esatto puro. Certo che questa sociologia della UNED è diversa, i sonatori della UNED sono stati chirurghi, sono stati impiegati pubblici, sono stati gente professionisti che non tenti su tempo di andare a cercare canna e di spragi fetta suonare e quindi mancai gusto si riferenti a sonatori che sono costruttori puri e si vanno a suonare gusto. E Benson, quando è venuto in Sardegna, ha donato groba a questa cosa pure, non si è preoccupato di ponere in registratori i sonatas dei sonatori hermanos, ma ha di girare con sa cinepresa fino a tutte le cose che furono in giro di questa tradizione in manna. Ma e chi ne vudi Andreas Benson? Tu ed io non devo sconnotto che siamo più giovani, chi invece ha attento la fortuna di conoscere Andreas Benson. Ma noi in erdis passadas abbiamo usato uno dei amici di Andreas Benson che ha aiutato me fino a portare innanzi questo studio. Aristide Murru, Deusu Atobiau, in Sao Musua de Voggio de Pini. Bieus. La prima volta che l'ho conosciuto era in 62. Ecco, e io già ho fatto un pochetto di traballo. E quando venivo, poi di traballare tranquillamente, dato che deve per andare a scuola, e li invitava dopo. E quindi, vivendo in domo, come quando tornavo a scuola, teniamo tutto il tempo a disposizione. E poi leggi, questionari, di intendete che via da isso che si va a Deo e ci deve ballare. E naturalmente sicuramente fu ospite mio, mi vede in domo, e prandiamo in pari, ceniamo in pari, bessiamo a passare in pari, e fa sempre questionando di queste cose. Poi una cosa che mi ha un po' meravigliato, non dia mai dire una cosa di Eici, Andreas fu concentrato in questa idea di conoscere la Sardegna, di spiegare tutto il segreto di questa musica, di questa poesia, di questa tradizione. No, non potrà dare un'altra idea ancora. L'idea sua fu di comprendere questa società di sarda, specialmente mi rendida con la UNED, come si esprimia con la UNED, con sa poesia. E noi quindi, tutto il tempo che passiamo in pari, lo dedichiamo a questa cosa. Lo dedichiamo a questa cosa, poi non gli interessa l'altro. Calencununada, Andreas Benson è nato in Danimarca, poi sbaglio. Poi sta aici. Poi è sicuro. Andreas Benson, vero e proprio, non è Andreas danese. Andreas Benson è nato in Capras. Sa di che intende, sa di morte e la UNED. Sa di che ha fatto questa scopetta che andava in Satotto. Tornando da Musua, no, ho trovato lo scopo della mia vita. E sa di che nasce Andreas. Tutto ciò che hai fatto prima non conta per nulla. Poi da isso, vivi in Sardegna, poi conosci, per approfondire i suoi studi, tornava in Danimarca e stetti altro luogo, per esempio, ha passato un anno, non mi ricordo che anno vesi proprio, 6 mesi a Roma. Quindi tra Sardegna, Roma, altro luogo, Danimarca, però le Sardegna che ha scoperto la UNED, Andreas, non avvio se no per questo fatto. E quindi è nascio in Sardegna, è nascio in Sardegna a Sapodinai, è vero. Dante, andavo Aristide, Andreas è nascio in Sardegna, questo strano, questo picciocco di istri. Cosa di 2 minuti e mezzo su una.
E naturalmente voi si immaginate, Deo che non ha potuto sa sorti di conoscere a Zianto Illara, quando avessi vivo, quando si andava pure, quando fu ancora abbiamo conosci. A me dire a Zianto Illara, in Samoviola, driocendo con voi, sei stati un metro e mezzo a scambasa, e tant'è che ha pure contato s'aggiuto dei sudecchi, che dopo non hanno pica due samma che Deo dimmo a due guastai. E quindi deve essere Zianto Illara che dopo conosciuto, deve essere un altro che non conosceva. Situazioni in Sardegna che non conosceva, per esempio su Garraboisi, non comprendiano i vessi, diceva Luigi Avodi Scaniglio e poi comprendo questa scheda noi vudi. Ma dopo sulle situazioni e soprattutto non comprendia il strumento che si suonando isso. Per cui mi si è aiutato con Zio Aurelio Brocco che mi ha donato esatto amico di Gravasa, e mattina Augusta e sa motocarrozzella, sa motocarrozzella di questa processione in Gravasa e sa moto de sciacco che diventa in Gravasa, no? E quindi ho tornato la scheda di ognuno, di ogni persona che diceva sul film. E in questo filmato di Andreas Benson esibite una Sardegna che non c'è spruso, esibiti occasioni di festa e di descanso in erdomus dei suonatori. Di Bieus Parisi, una con una canzone a curva accompagnata da Ziantoni Lara. Un documento che non paga da dinari, parisi a Ziantoni Lara, due vuti zio Salvatore Seu, su cantatori, un uomo di Bidepuzzo che è morto a 107 anni. È morto 2 anni fa a 107 anni e è su nonno in pratica Deu Viciocchetto che è diventato Giancarlo Seu, che è suonatore della Unedese di Visarmonica, Bidepuzzese, per fortuna. Tanto alla sua azienda... Anche me la sa con qualcosa in domo. Dante, ho sguardato con Aristide Murro de Benson studioso. In questa intervista che tu e tutto hai fatto a zio Dionisi Burranca e a Maria Erriu, sorri de Pascali Erriu, Sapovida de Pascali Erriu, un altro suonatore in mano della Unedasa, intendeusu e chi ne fu di Benson, ma Benson visto da un'altra parte, non come studioso ma come uomo, intendeusu. Ecco, veniamo a conoscere a me, che questo ecco allievo di Francesco Giussana. E io ascoltavo suonare e registrava. Portavo il registratore a tomba a manovella. Era buono. Io sono portato a traballo a diventare sei a intro a domo. E comunque e registrava la sonata sulla notte e poi mi spiegava e non mancava. Fu dei puntuali? E dopo è appiglio Dante Olianas, studioso di musica popolare. In sono 98, sui socioculturali si scandula, decidi di avere un film gurzu e entrega Savaina sul regista Zassaresu Viori Serra. Bessiu in su 98 sul documentario Vinci di Subrebium su cinema scientifico a su Festival de San Maremma.
In le passadas, a posto di una vaina durata una buona variga di anni, Ervessio traduso in italiano fino a su libro de Benson. E parise questo libro, due punti tre discus puro con i sonadas del maestro Mannus del Launeddas, un'azienda manna istrinata a tutto sardos chi denunti sa Sardigna in Sugoro. Dante, manca da alcuna cosa o ornau tutto? Beh, un po' di tutte cose, del gusto che vi sia è giustissimo. Mancano tutte cose che devono ancora essere, a serio, commenti coverati su paghetto de dinai pensate di pubblicare tutto, cioè di vai 20-30 dischi su dei materiali che la sa benzone, sia sonatas a fisarmonica, chitarra, cantus a tenore, contus de conto de vorredda, cioè di scrittus, articoli, fotografie, materiali antropologici che non è ancora besi a pillo, e questo c'è il tempo. E ornau in sa scheda, Benson tenia da sa Sardigna in Sugoro, quando per la prima volta è venuto e ha visto che le vorenti sprendere questa tradizione, tornando a domo a nasa mamma, in Sardigna ha pagato su fondamento della vita mia. Benson fu di strangio, ma è scommenti che fessi di sardo, potete ornai. Sì, quando ho presentato sul libro in Castello, in Palazzo Vicerreggio, e due stetti Uliano Lucas, che è un giornalista famoso, che ha fatto una bella analisi. No, Benson fu una persona che fu fuori dal schema politico, fu un battitore libero, no, e quindi non tenia da manco un riferimento politico preciso. Sul riferimento fu di una battaglia di civiltà. Isu si rende conto per in Sardegna che i sardo, pocanto povero, attaccato a terra, teniamo un'azienda musicale, poetica, mera manna, poco ci povero. E però su stessi tempo sapeva come negli anni 50 questa cosa fosse disperdendo sia. E tanto su che ha fatto è desintendi sardo, che ha agattato la famiglia in Sardegna, ha agattato amicizia, ha agattato gente che deve più bene, e quindi ha traballato va in maniera, poi che su di una competenza per lo vai, ha traballato in maniera che tutta questa cosa fosse da parlare. Andò a litra che scritta a Burranca nel 1959, in italiano si è scritta, no, sono appena tornato con il tesoro che ho preso da voi in Sardegna. E poi Zighenus all'italiano deve ricordarsi che queste cose devono restare come documento perenne e che quello che oggi è normale farà meravigliare le nuove generazioni. È uno studio scientifico su chi spanta da Ligiri in Moi esca Benson su 53, fu di uno piccioccheddo, ha cominciato questo studio in pisso del Launeddas seguendo tutto su che fu da in giro di questo strumento che viene da una storia millenaria. Cominciando i suonatori che fabbricanta il Launeddas, potete orbire in questo orrogo del suo film Launeddas, la musica dei sardi, commenti Antoni Lara, suonatori in mano de Bidda e Uzzu, fabbricata il Launeddas cosa sua. Dante, servendo in questa bella ripresa, Antoni Lara che si va da solo il Launeddas, uno trabaglio di ogni suonatore di questo strumento antico vai a Sasola.
Saluto a tutti e benvenuti a questa puntata nuova de Visiones entregata ad Andreas Benson. Andreas Benson è un danese, strangio, che arrendi onori a sa terra nostra e grazie a sopra sua che oggi conosceu come TV sa Sardegna negli anni 50 e negli anni 60. Uno studio entregato a Irlauneddas massimamente, ma vinase a trasprendas de sa tradizioni popolari. Pochi stionai de Andreas Benson e uscumbidau a Dante Olianas, est un professore, est uno studioso de Andreas Benson e a Benson, in pissu de sopra de Benson, ha fatto uno studio de importo. Benini Dante. Grazie del convidao. Est erbata sora de Torrafo e Dai, de questo omini, de questo picciocco, pote ornai meglio su chi a sa Sardegna ha di istrinau un'opera importo. Sì, un'opera manna e sa vita pure, c'è da questo lavoro poi è molto giovane, è morto a 35 anni, quindi tutto quello che voglio lavorare sopra un prezzo possibile va in maniera di raccogliere un plus di scelta sopra questa situazione culturale sarda. E questo su chi sa vita, su chi ha amici, si proprio a lavorare come un macco. E Benson fu venuto su 53 per la prima volta in Sardegna con due registratori e una telecamera, ma bieus in questo servizio e chi ne vudi Andreas Benson e ha fatto questa terra nostra. Andreas Fridolin Weiss Benson ribada in Sardegna in su 1953. Tenidi 17 anni e commenza da accostiai e sculturare dei minorias. Girendo un irbidar nostas, ascurta da vostra prima volta su sono ammaiatori der Launeddas. Comprenditi in direttura a Casa Sardegna alloga da un'azienda musicale che non tenida simbigliusu. Du spantanta, i sonor de canna, i canzoni a curba e muttettus, i cantus a tenore e gocius. Si firma da in Martis, in domu e Nicola Micaleggiu. Nascere in questo anno, s'ammori de Andreas Benson a vostra terra nostra. Andata a visitare Nuragis e Domur de Janas, acciocca da manovrena isprendar de sa tradizioni. Non perdi nulla, o li disciri tutto de sa storia e de sa cultura sarda. Quando torna in Danimarca, narra da sa mamma, in Sardegna ha pagato su fondamento de sa vita mia. S'idea sua è scussa de studiare sa musica e tradizioni popolari. Torna in Sardegna con un registratore e una cinepresa per firmare su tempus. Grazie a questo lavoro, durato una quindicina di anni, oggi potevo intendere i sonatas del maestro Mannor del sonor de canna, Efis Meli e Antoni Lara, Aurelio Porco e Dionisi Burranca, Pascale Rio e Felicino Vili. Questo studio diventa da una tesi e laurea pubblicata in Danimarca in su 69. Andreas Benson morì di cancer in Copenaghen su 20 e su mesi e idas del su 1971. Tenidi 35 anni. Lassa dai sardus e a tutti gli amantiosus delle tradizioni popolari un'azienda che non dava gaddinari. Non c'è un lavoro regionale o nazionale che agguali di questo fatto de Benson, descritto su critico cinematografico Gianni Olla, Commente su serio vostra limba sarda con Wagner, è un altro strangio che storta pure a estrinare un'opera de importo a sa Sardegna. Su materiali, potem pur meda, avarra da guau in is archivius de su museo e su folklore Copenaghen. In 71, un dedutore da poca... Un'opera importo, ma non su tempur meda deus scarescio. E poi ti è scapitato questo? Questo è un problema manno. Sul fatto che la Sardegna per la scarescia a Benson è che quando io ho acabato su Traballo, su 69, e in su 70, e in su 80 pure, questo traballo non è interessante a nemmeno in Sardegna. Dopo anno si andava un giro, partendo adesso 78-79, proponendo editori sardi su chi io pubblicare questo traballo a Benson. E la gente la un'eddas, come te ne hai, ma ormai ne si è vestito di questa rotta e si usa andando a un luogo più civile, la un'edda si va a tornare a Goa. Ed è voi me da spantavo e quindi praticamente mi sono posto sul problema di come va a pubblicare quest'opera e siccome è un'opera complessa e manna e poi diventa tutta registrazione pure, un'opera costosa e poi anno si andava in avanti si può avere un amico mi consigliava voi non fai associazione in maniera di precontare o sovvenzioni, a regioni, poi vai a questo lavoro.
E poi altri 15 anni, Deus andavo avendo questa domanda ogni anno a ragione e non mi danno mai finanziata. O che hanno passato, in su 2012, e succede che antidecidio e manti finanziato sul trabalho dell'opera. In pratica sul trabalho del Benson è difficile comprendere che uno non entra sul mondo della Sardegna, cioè, ma veramente si entra un sugoro della musica, della gente e della mentalità di sarda. E oggi, dopo tornare a Sardegna, a comprendio e testistettio sul trabalho del Benson in anni 50 e in anni 60 e finalmente da Torrau sonori di Menescidi. Ora nos fermiamo per una paria minuti sulla pubblicità e nos torniamo a sapere del fatto che questionai ancora di Andreas Benson. Tante queste riprese di Andreas Benson, fatta secondo una cinepresa negli anni 50 e negli anni 60, tu interessa storrata pogai a piglio in anni 80. Dasi agattatas in Copenaghen, ripresas che po annos e annos funtavarradas attaccadas in iscalasciors universitari. Come t'has fatto? Tu fusci che altro, non fusci che questa ripresa? Ma succede una cosa, sa vide sulla Bella Benzone è tutta una serie di coincidenze, no? Nantas, amico puro. E comunque, da quando mi hanno invitato all'archivio di Danimarca, sul Dipartimento del suo folklore, mi hanno invitato ad andare a vedere questo lavoro che è la Sao Benson, poi tenere non c'è nemmeno che si indocca, perché noi non ci interessa che ognuno sul campo nostro, che due anche in Sardegna sia contento che si indocca. E questo lavoro del suo filmato, del suo quale non si scia nulla, non esiste una scheda, deve essere appillo in un momento che devo scurtendo a Luigi Bordi de Gravasa, Scaniglio de Barannomini, quando fu feno Savarra, poi tagà e che quando io ha filmato i suonatori della Uneda, sa gamma dei suoni della Uneda copri tutto su schema dessa. E invece sul suono del suo gioirio, sul suono della femmina che canta, dall'assa da spazio, che intende questo suono puro, ed è appunto il suono di cinepresa, che si intende nel suo film puro, che due esti. Il suono di cinepresa, mi ha detto da manna, ma noi c'è la cinepresa, anche Craba, sono su 62, cinepresa, non è che si gira senti. E tanto su Avetti, devo disegnare la che c'è qualcosa di filmato, io su 1999, tenavo che è ben preciso, effettivamente. Mi si scheda benzo in nota fissa canto mia per fare su suonatori, come te su vogo, come te sa omo, annota tutto. E però, per fortuna, in due scheda ha pubblicato che gestionava questa registrazione, dove è scritto che questa registrazione fu stata filmata, e tanto sapevano no, ci fu, gusto e sa prova come Tissu ha filmato. E tanto su pure mi stava spantato e mi ha donato la possibilità di vorrogai in mezzo all'archivio della cineteca che dentro su chiesti un locale enorme, breon di film del su Burundi, del su Nepal, di ogni parte sul mondo. E grazie a questa aiuta di questo amico che fu lavorando lì, Deole Sonberg, che oggi è un grande produttore cinematografico, io sono due prodotto a Benzone questa cosa. E ho scritto questa città dell'Iauna, accanto a lui da 20 pellicole